avvicina la settimana del picco, il fine settimana sarà determinante per capire l'evoluzione del contagio, l'ha detto il presidente Zaia, che ha anche chiesto di non comprare inutilmente online. Oltre 80.000 tamponi eseguiti, 24.000 dei quali al personale sanitario. Il materiale per i test scarseggia, intanto c'è l'ok alla somministrazione a domicilio del farmaco antimalarico. Si intrecciano le storie dei veneziani che vorrebbero tornare a casa ma che invece si trovano bloccati all'estero, come Angela e Valentina bloccate in Senegal. Visita del patriarca nel cimitero di San Michele Moraglia ha portato una preghiera alle vittime del virus, domenica messa in Basilica a San Marco. I frati salesiani del Triveneto pronti a rispondere alla chiamata della Santa Sede e portare una parola di conforto tra i reparti ospedalieri della Covid-19. Dati allarmanti dall'Associazione Veneziana degli Albergatori, con migliaia di dipendenti in cassa integrazione, un calo del 98%, nota negativa nei confronti dei portali sempre più nemici. Avviata a Venezia la possibilità di avere la spesa a domicilio, così si permetterà alle attività di lavorare e ai cittadini di restare a casa evitando assembramenti. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura l'aggiornamento è arrivato in tempo reale pochi istanti fa sulla situazione del coronavirus. Il bollettino è quello del tardo pomeriggio della regione del Veneto, 7.650 i casi positivi, con un aumento rispetto al report di questa mattina di 153 casi. Gli isolamenti domiciliari anch'essi sono in aumento, quasi 19.000, 18.895 per l'esattezza. Vediamo insieme anche gli altri dati, più 29 decessi nelle ultime 12 ore. Questo è il dato e probabilmente è uno dei più alti degli ultimi giorni. 29 le persone quindi decedute nelle ultime 12 ore secondo il report della regione del Veneto, che prende in considerazione l'orario che va dalle 7:30 alle 17 circa del pomeriggio. Questa quindi la situazione. Vediamo di capirne di più. 4 a Padova, Borgo Trento, Verona, insomma un po' a macchia di leopardo in tutto il territorio regionale, ma da una prima visualizzazione sembra che la questione sia molto più dura e grave a Verona, come peraltro è stato ribadito oggi dal governatore Zaia durante il consueto punto stampa. La prossima settimana, ha detto Zaia, sarà cruciale sarà anche il weekend, ma capiamo perché in questo servizio. La prossima settimana sarà una settimana impegnativa. Siamo fortemente preoccupati per quello che sta accadendo a Verona. Abbiamo le terapie intensive che sono assolutamente sotto tensione. Stiamo allestendo ancora postazioni. Questa l'istantanea scattata alla sanità veneta, che così si sta preparando a quella che secondo i modelli potrebbe essere la settimana del picco. Cruciale per l'andamento della curva del contagio sarà anche il nuovo weekend di restrizioni. Stiamo affrontando un fine settimana, spero che sia un fine settimana determinante per una svolta. Un altro weekend di restrizioni secondo me ci paga sul modello che stiamo seguendo. E quindi è cruciale che io guardate, ve lo dico sinceramente, spero piova. Non si dovrebbe dire così, ma se piove e fa freddo siamo almeno un po' più motivati a non star fuori. Restrizioni che permangono con delle deroghe indicate tassativamente da una circolare esplicativa del Dipartimento regionale di prevenzione adottata in queste ore. Che va a diciamo così, indicare bene le uscite o gli spostamenti delle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche ad elevata necessità di supporto. Quindi questa categoria, non solo lo spettro dell'autismo, ma anche la disabilità grave, quindi patologie legate appunto a crisi comportamentali. Rispettare i decreti quindi resta l'imperativo, così come l'invito a essere responsabili nei confronti di chi lavora nei servizi essenziali. I corrieri mi pregano di fare un appello, lo faccio volentieri.
mi dicono noi siamo sempre al fronte, siamo per le case, per le aziende a consegnare pacchi. E i corrieri sapete cosa mi scrivono? Magari in questo momento evitate di comprare cazzate, la custodia del telefonino, le monate varie. Connessa alla questione degli spostamenti c'è il nodo privacy, su questo Zaia è netto. Qualcuno dice ma tu sbagli a dire che ci vorrebbe una sospensione della privacy. No, io ve lo confermo, ma non intesa come ascoltare le telefonate di qualcuno o farci i cazzi degli altri, ma semplicemente per i tracciati e per vedere gli spostamenti nel momento in cui una persona è positiva, deve restare a casa. Il mio appello al governo è che si adottino le intelligenze artificiali. Abbiamo droni che sono in grado di vedere e leggere la temperatura corporea della gente che gira per strada. Sarà fantascienza, è semplicemente un termometro usato in maniera diversa. È un termoscanner, no? Ennesimo appello che arriva nell'ennesima giornata in trincea, la prima da neo 52enne per Zaia, con gli auguri di compleanno dei giornalisti. Non è il modo migliore per festeggiare il compleanno, però insomma, sapete che avanzate tutti un bicchiere di prosecco e noi ne abbiamo tanto di prosecco, per cui non abbiamo problemi. Nel frattempo abbiamo verificato il dato per quanto concerne la provincia di Venezia, parlavamo di questo aumento di 29 morti, stando appunto all'ultimo report regionale. Per quanto concerne Venezia, i decessi con coronavirus sono 6, uno all'ospedale di Mestre, uno ad Olo, 2 a Villa Salus, 2 all'ospedale di Jesolo, che è centro Covid-19 per la provincia di Venezia. C'è un altro dato che vi voglio far vedere, è quello delle terapie intensive, perché c'è una lievissima flessione di un posto letto, quindi per la prima volta da diversi giorni il dato non aumenta ma di fatto si ferma, si blocca. Questo l'aggiornamento trasmesso pochi minuti fa dalla Regione del Veneto, ma ritorniamo sulle parole di Zaia e sul punto stampa, perché è stata data un'altra notizia importante, via libera alla sperimentazione di un nuovo farmaco. Che AIFA ha dato l'ok, quindi in questo momento è riunito il nostro comitato tecnico-scientifico per la cura domiciliare, l'infusione domiciliare della idroclorochidina, insomma l'antimalarico, che se riusciamo a somministrarlo in casa nelle prime fasi potrebbe aiutarci ancora di più nella cura dei pazienti. Dopo il giapponese Avigan, ecco la nuova sperimentazione approvata dall'Agenzia del Farmaco e pronta a partire in Veneto. Si tratta di un antimalarico già usato in altri paesi. Altro capitolo ovviamente connesso, quello della prevenzione, in poche parole, i tamponi. 84.000 quelli effettuati fin qui, record mondiale secondo la regione, con una media di positivi pari al 9,6%. Degli 84.000, 27.436 sono stati effettuati sul personale sanitario. Vi dico che la situazione è sempre più in salita, perché mancano i reagenti, mancano i kit, manca tutto, dobbiamo farci in casa tutto. Adesso abbiamo comprato, finalmente è arrivata una macchina dall'Olanda che dovrebbe fare 7.000 tamponi al giorno. Speriamo di poterne concludere un altro affare e portarne a casa un'altra che installeremo a Verona, all'azienda ospedaliera di Verona, perché il nostro target è fare 20.000 tamponi al giorno. E continuiamo a perseguire questo target. Quanto ai tamponi sul personale sociosanitario sembrano esserci più certezze. Abbiamo nel giro, io spero di qualche giorno, perché mi hanno detto 10 giorni da sabato scorso, quindi vuol dire mercoledì prossimo, l'arrivo di 100.000 test rapidi. E parlando di personale, sono 564 i nuovi assunti, 123 medici, 239 infermieri e 156 operatori sociosanitari, dati comunque provvisori e destinati a crescere. Nuova linfa anche per le case di riposo, epicentri dell'emergenza. Purtroppo questo virus verrà ricordato come il virus delle case di riposo, perché così è accaduto in Lombardia, così sta accadendo in Veneto, così accade in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, insomma in Piemonte. È il virus che colpisce fra l'altro le persone più deboli. E nella giornata dei numeri ufficiali arriva anche un'apertura non scontata, visto che la gestione ha pesanti ricadute per le casse regionali. Stiamo valutando la sostenibilità rispetto al bilancio che esentasse anche di prorogare il bollo auto.
Il virus ha contagiato l'economia, in particolare il turismo. Queste le parole del presidente della Federalberghi, che guarda alla stagione estiva, soprattutto quella delle spiagge. Il problema sanitario veneto italiano non è risolto, quindi abbiamo perso la Pasqua, abbiamo perso il mese di maggio e buona parte del mese di giugno. Il panorama che ci si presenta davanti è apriremo forse a agosto, apriremo con la clientela solo italiana, perché il rischio che a noi a nostra volta chiudiamo i confini è serio, perché è inutile che usciamo noi con enormi sacrifici dal virus e poi rischiamo di rimportarcelo via ospiti eventuali delle strutture alberghiere, dei villaggi di vacanze, eccetera. E quindi solo la clientela italiana, ma io mi domando anche gli italiani che per le spiagge, per esempio, rappresentano, per le spiagge il lago di Garda rappresentano percentuali del 40%, non oltre. Ecco, questi italiani quanti soldi avranno in tasca a agosto e settembre? Il pensiero però, se mi consente, principale in questo momento, stiamo lavorando, cercando di coinvolgere anche i sindacati, è quello dei dipendenti stagionali. Quella dei dipendenti stagionali è una categoria di lavoratori che, con mio grande disappunto, vedo sempre considerata dalla politica come una categoria di serie B, non dalla politica regionale, devo dire, perché l'assessore Donazzan sta rispondendo ed è preoccupata come e quanto noi per questa situazione, ma dalla politica nazionale, come se lo stagionale fosse appunto un dipendente di serie B. I nostri stagionali è gente che vive dello stipendio che prende nei 4 mesi, se non prenderà questo stipendio, ripeto, 500.000 in tutta Italia, ma almeno 80.000 nel solo Veneto. Non è ancora presa nessuna decisione, però l'orientamento va verso la chiusura, la non apertura quantomeno di moltissime strutture. E ci sono poi le storie dei veneziani all'estero che vorrebbero rientrare in Italia. Questa sera vi raccontiamo la storia di Angela e Valentina bloccate in Senegal e di Angelo che oggi sarebbe dovuto rientrare dalla Nuova Zelanda. Ciao a tutti, il mio nome è Angelo e in questo momento mi trovo ad Auckland, in Nuova Zelanda. Qui da poche ore vige una situazione di lockdown e molte attività sono chiuse. Angelo Stradiotto, 28 anni, di Mestre, non sa più come tornare da Auckland, dove da un anno aveva trovato lavoro. Io ho un volo programmato per il 27 marzo con destinazione Roma-Fiumicino, però non so se questo avverrà. Un messaggio predittivo il suo, infatti all'ultimo momento l'aereo è stato cancellato. Angelo da settimane sta cercando di prendere un volo per l'Italia, ma senza riuscirci. Stessa sorte anche per altre 2 veneziane bloccate però in Senegal, Stefania Venchierutti, 54 anni, e Valentina Tonetti, di 50, in Africa come volontarie, soldi che cominciano a scarseggiare e peggio i farmaci di una delle 2. Dovevano rientrare in Italia lo scorso 10 marzo, ma il loro volo prima è stato posticipato al 4 aprile e poi cancellato definitivamente. Destini incrociati questi dei 3 veneziani che il maledetto virus ha unito nel nome di un'emergenza che ci obbliga a restare separati. In questo periodo ho provato a chiamare la Farnesina, ho provato a chiamare l'ambasciata italiana, mi hanno saputo dare delle risposte però molto campate in aria. Nessuno appunto sa veramente che cosa fare. Dalla Nuova Zelanda all'Africa il grido dei 3 veneziani è lo stesso. Vi prego, aiutateci a tornare a casa, come ripete sfinita la sorella di Angelo, il cui nome inneggia la speranza di un giorno nuovo e per questo diverso. Mio fratello è stanco, spossato, non ne può più. Io chiedo ai deputati parlamentari a Roma, per favore fateli entrare mio fratello in Italia. Grazie alla vostra attenzione, arrivederci. Visita al cimitero di San Michele di Venezia di Monsignor Francesco Moraglia, che ha voluto portare il suo pensiero e una preghiera a tutte le vittime del coronavirus. In questi giorni drammatici molte vittime del coronavirus non hanno avuto nemmeno il conforto dei familiari e l'ultimo saluto umano in un funerale, essendo sospese tutte le celebrazioni. Per questo motivo il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, questa mattina ha voluto recarsi in visita privata al cimitero monumentale di San Michele a benedire le loro tombe. La pandemia ci ha portato a essere qui, in questo luogo dove sono stati condotti in questi giorni alcuni nostri fratelli e alcune nostre sorelle.
e nello spirito di comunione con tutta la diocesi. Un momento profondamente simbolico e toccante, in cui è stato il patriarca a volersi fare prossimo verso chi non ce l'ha fatta. È un momento di Chiesa, viviamolo con questo spirito, pensando che la Chiesa dura nel tempo, ma è fatta ed è indirizzata verso l'eternità. Il ricordo di Moraglia è andato anche alle grandi tragedie del passato. Pensiamo a quanti nostri anziani, vecchi, hanno perso la vita durante l'ultima guerra. Pensiamo a chi vive momenti in cui tragedie legate a eventi sismici oppure inondazioni perdono il dono grande della vita. E domenica 29 celebrazione della Santa Messa alle 11 dalla Basilica di San Marco, che i nostri emittenti Antenna 3 e Rete Veneta trasmetteranno come al solito in diretta, e in cui la diocesi ringrazierà il Signore e il Patriarca per questi suoi primi 8 anni di prezioso apostolato a Venezia. Intanto i salesiani di Don Bosco del Triveneto sono pronti a rispondere alla chiamata della Santa Sede a portare una parola di conforto tra i reparti ospedalieri del Covid. Sentiamo Don Igino Biffi. I salesiani del nord-est rispondono alla chiamata di Papa Francesco, da Mestre e Venezia a Trieste, passando per Verona, Padova e Treviso, pronti a portare una parola di conforto a quanti, tra personale ospedaliero e pazienti, lottano ogni giorno tra i reparti della prima linea contro il nemico invisibile, il coronavirus. Vorremmo rispondere anche noi all'appello della Santa Sede di poter avere maggiori cappellani ospedalieri in questo periodo. Ecco. Stiamo studiando in queste ore un pochino con questa possibilità, qualche confratello si sta rendendo anche disponibile per questo, anche se ovviamente la cosa è piuttosto complessa, perché bisogna garantire ovviamente tutte le norme che vengono richieste. I salesiani, consapevoli dei rischi cui vanno incontro, chiedono giustamente di trovare ospitalità fuori dall'abituale abitazione per gli ovvi motivi. A Venezia, ad esempio, l'Ater ha messo a disposizione della Protezione Civile 86 alloggi per ospitare medici e infermieri impegnati nell'emergenza sanitaria e proprio nei territori degli ospedali diventati centri emergenziali anti-Covid-19. 45 appartamenti nell'area di Villa Salus, tra Mestre e Favaro, 31 nell'area dell'ospedale di Dolo e comuni limitrofi, altri 10 a Jesolo. Anche perché poi nel nostro caso non è possibile tornare a vivere in comunità, per cui bisogna trovarsi un alloggio fuori dalla comunità. Comunque stiamo studiando così questa possibilità proprio in queste ore. Giusto in queste ore la supplica plenaria del Pontefice, cui si uniscono anche i salesiani di Don Bosco, come riporta il loro portavoce. E non solo guariti, il nostro desiderio di consolazione dice tutto questo, è un desiderio proprio di infinito. E che abbiamo bisogno di parole di salvezza, di salvatori e non solo di guaritori. La salvezza arriva lì dove la salute fallisce. L'indulgenza plenaria ci ricorda tutto questo, ci ricorda che siamo fatti per il cielo e non solo per la terra. Ritorniamo a occuparci di turismo con la fotografia scattata dall'AVA, l'Associazione Veneziana degli Albergatori. Dal punto di vista alberghiero questo coronavirus è un disastro, un vero e proprio disastro, che si aggiunge anche alla grande alta marea del 12 novembre che aveva lasciato degli strascichi importanti dal punto di vista lavorativo per gli alberghi. Comunque con questo coronavirus ormai siamo almeno 98% del fatturato rispetto all'anno scorso, non è che agli altri settori alberghieri d'Italia vada meglio, però Venezia è sicuramente la peggiore in assoluto. Parliamo di 10.000 lavoratori in cassa integrazione o licenziati, parliamo di numerosissimi centinaia e centinaia di imprenditori che dovranno ricominciare dopo questa crisi da capo e purtroppo parliamo anche di una situazione che si riverbererà su tutta la città per mancato incasso tasse di soggiorno e per il mancato incasso da parte dei turisti di biglietti delle linee di trasporto, acquisti e via dicendo. Numeri allarmanti e uno scenario gravissimo con ripercussioni su molti settori, quello dipinto dal presidente degli albergatori veneziani
veneziani Claudio Scarpa, cui si aggiunge un aggravante. Purtroppo i grandi portali di prenotazione alberghiera hanno mostrato il loro vero volto agli albergatori, che non è un volto amico. Si sono arrogati dapprima il diritto di poter cancellare le prenotazioni che erano giunte senza nemmeno consultare gli albergatori e trattenendo il denaro che era stato versato da parte dei clienti. Dall'altro lato invece hanno disapplicato anche, o stanno disapplicando in alcuni casi, anche una normativa che noi come Federalberghi eravamo riusciti a far approvare, ed era una normativa che prevedeva la concessione di un voucher anziché la restituzione del denaro al cliente che dava la disdetta, e questo consentiva agli albergatori di avere un minimo di riserva economica e consentiva dall'altro lato di mantenere il cliente. Loro invece stanno dicendo che il loro contratto prevale sulla legge nazionale e noi stiamo intervenendo come Associazione Veneziana Albergatori, stiamo intervenendo con un parere legale, con il nostro ufficio legale a tutela delle imprese, ma stiamo anche intervenendo a livello nazionale perché questa cosa venga acclarata e venga dimostrata la buona ragione degli albergatori. Che sono stati messi a conoscenza di questo aspetto e di cui ci si ricorderà, evidenzia Scarpa, a emergenza finita. Vogliono impadronirsi delle nostre imprese e quindi è evidente che bisognerà prendere delle decisioni conseguenti. In futuro, quando questa emergenza sarà finita, tra i portali di prenotazione alberghiera e gli albergatori non sarà più come prima. Intanto in Veneto siamo alla quinta autocertificazione, alla quinta versione di autocertificazione per gli spostamenti fuori comune dei cittadini stabilita dal governo. Una situazione, quella del cambio frequente della documentazione da compilare per evitare sanzioni, che ha talvolta messo in imbarazzo gli operatori della Polizia di Stato che effettuano i controlli, spiega il sindacato di Polizia di Stato FSP del Veneto con il segretario Mauro Armelao, che denuncia quindi il caos autocertificativo e chiede maggiore chiarezza all'esecutivo. Intanto a Venezia è stata avviata la possibilità di avere la spesa a domicilio. I clienti vengono, sono bravi perché vengono a fare le spese cercando di strutturarle in modo da non venire costantemente ogni giorno a prendere la piccola cosa, ma facendo una spesa che sia sufficiente per la settimana, insomma, per un tot di periodo, che questo noi lo riteniamo molto importante. Il Comune di Venezia ha creato un database dim.comune.venezia.it dove inserire nomi e contatti delle attività commerciali che operano nella ristorazione o nella vendita di alimenti e beni di prima necessità, che prevedono la consegna a domicilio per poi metterlo a disposizione dei residenti. Più attività si inseriscono, meno persone dovranno uscire. Per quanto riguarda la nostra attività, appunto, io vedo che si sta muovendo questa cosa, insomma, di organizzarsi, di non uscire spesso, anche così un'occhiata che noi diamo al mercato, vedo proprio le persone si sono organizzate. Molto bravi perché viene una persona, si aspetta il turno, si mantengono le distanze, quindi devo dire veramente noi siamo anche felici di questa cosa, che non ci siamo trovati nella situazione di dover istruire tra virgolette il cliente sul comportamento. Il servizio, sottolinea l'amministrazione, non è erogato dal comune ma dai singoli operatori. I cittadini potranno scegliere in base a criteri di vicinanza geografica la rivendita, il ristoratore o il panificio. Facciamo la consegna a domicilio, ci siamo attrezzati, ci sono tutti dei tempi tecnici e siamo iscritti al servizio del comune Time, che appunto pubblicizza le attività che fanno questo servizio, e anzi se qualcun altro che fa le consegne a domicilio vuole inserirsi in questa lista sarebbe cosa buona e giusta. Come città io sento anche tanta positività. Tante persone che vengono, hanno attività che sono chiuse in questo momento, ma li vediamo con voglia che passi il momento di ripartire, di fare, sento anche tante idee nuove su cosa fare nel dopo, quindi insomma da questo punto di vista speriamo bene, ecco, speriamo che ci sia effettivamente una positività. Così si darà visibilità e lavoro alle attività rimaste attive sul territorio, soprattutto a quei negozi di vicinato o conduzione familiare che stanno vivendo un momento difficile. In ultima battuta ritorniamo sui dati diffusi poco fa da Azienda Zero e Regione del Veneto. Per la provincia di Venezia siamo complessivamente a 976 casi, 21 in più rispetto al report di questa mattina. Per quanto concerne gli isolamenti domiciliari siamo a 3.641.
6 i decessi registrati nelle strutture ospedaliere veneziane nel corso della giornata, 1 a Mestre, 1 ad Olo, 2 a Villa Salus, 2 a Jesolo. Questa la contabilità del contagio. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata. Bentrovati al meteo. Pressione in temporaneo aumento. Sabato 28 marzo il tempo sarà più stabile e il clima decisamente più mite. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato con cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso, venti più deboli e da direzioni variabili. Temperature in aumento più in linea con la media stagionale, minime comprese tra 1 e 6 gradi, massime invece tra 15 e 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione, anche qui sole prevalente e precipitazioni assenti. Temperature in ripresa, minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 16-18 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, solo con locali addensamenti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 18-19 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.